Il futuro riparte dal passato. Confservizi Veneto conferma sulla poltrona di presidente Massimo Bettarello. Il consiglio direttivo dell'associazione imprenditoriale che raggruppa tutte le public utility del Veneto scommette ancora su di lui fino al 2021. È nella cornice della Basilica Palladiana di Vicenza che l'assemblea dei soci delibera la nomina del direttivo. L'occasione in cui viene fotografata la situazione del sistema veneto delle aziende che erogano servizi di pubblica utilità, che a livello nazionale rappresentano un'eccellenza, un modello virtuoso. Virtuosa perché? Perché le società in Veneto pubbliche continuano a diminuire, perché grazie anche alle attività svolte da associazioni come la nostra si sta andando verso una fase di continue fusioni e aggregazioni. Crediamo che quello sia il modello, perché è troppo importante riuscire a generare economie di scala per dare migliori servizi a minor costo. Io ricordo che le tariffe venete sono tra le più basse d'Italia, tra le più basse dell'Europa occidentale. Per esempio nei trasporti, che è il mio settore, i corrispettivi che arrivano dallo Stato nazionale sono tra i più bassi d'Italia, e comunque le nostre aziende già hanno servizi buoni e presentano tutte bilanci inutili. Quindi, come dire, sappiamo di rappresentare un modello interessante di business. Non a caso importanti società quotate stanno cercando di acquisire o diffondersi con realtà venete. Confservizi Veneto rappresenta circa 130 società che operano nei vari settori, dalle multi-utility al trasporto fino alla gestione dei rifiuti. Generiamo un valore della produzione di 3 miliardi di euro e impieghiamo circa 15.000 dipendenti, che sono dipendenti pubblici, quindi con tutte le sicurezze sociali del caso. Ai cittadini resta la promessa che le aziende di Confservizi, che già vantano un alto gradimento dei servizi offerti, aumenteranno ancora di più l'attenzione alla sostenibilità e all'accessibilità. Già oggi più della metà dei mezzi, per esempio del trasporto pubblico, hanno le pedane per i disabili. Molte aziende si stanno dotando di sintetizzatori vocali, quindi un'attenzione a chi ha più bisogno e un intervento di miglioramento, rinnovamento che consenta di consentire ai nostri concittadini di fruire di servizi migliori.